il governo farà subito la dichiarazione dello stato di crisi, e che la chiave di volta è per iniziare poi a discutere dei primi ristorni finanziari che servono per la prima emergenza, e poi su un piano di ricostruzione sulla base dei dati dei danni che ci verranno proposti. Credo che questo sia la prima cosa che vanno fatte per poter poi discutere anche del superamento del patto di stabilità, utilizzando anche le risorse non utilizzate di patto che sono rimaste. È assolutamente necessario che si facciano degli approfondimenti tecnici, dei confronti sulle strade da percorrere, e che lo si faccia insieme, tutte le istituzioni, governo, regione, comuni innanzitutto, ma anche le istituzioni tecniche, protezione civile e vigili del fuoco. Quindi credo che la cosa migliore sia che già dalla prossima settimana ci sia questo lavoro condiviso tutti insieme. La situazione più urgente alla quale trovare risposta è quella delle famiglie che si trovano senza un tetto dove poter abitare. In questo quadro, quindi, le risorse prime da destinare sono per la ricostruzione, la messa in sicurezza e l'agibilità di questi fabbricati. È chiaro che la Regione deve fare la sua parte sostenendo da subito con le risorse che ha a disposizione, in particolare con le risorse del patto di stabilità, che sono circa 40 milioni non utilizzati, che possono essere resi disponibili per questi 3 comuni. Poi è chiaro che deve mettere a disposizione i propri tecnici e i propri uffici per accelerare e velocizzare le pratiche, in accordo con il tavolo convocato insieme al governo e alla protezione civile regionale e i sindaci dei 3 comuni colpiti. Come Partito Democratico noi chiederemo subito lo sblocco del patto di stabilità regionale, che in questo momento gode di una riserva di 41 milioni di euro. Ecco, quei soldi vanno destinati a queste aree colpite dall'uragano. Poi chiederemo ovviamente al governo lo sblocco del patto di stabilità per i comuni colpiti, anche se la somma, ribadisco, non è una somma sufficiente per rispondere all'emergenza. Il terzo punto è una politica fiscale agevolata, rivolta alle aziende colpite dal tornado, e quindi una sospensione del fisco per le sole aziende colpite dal tornado. Evidentemente non si potrebbe fare una sospensione generalizzata, perché potrebbe trasformarsi in un boomerang, perché poi la sospensione è per un periodo di tempo, ma poi la tassazione arriva sempre.